Allora, Presidente e Vicepresidente della CIA qui presenti con noi per parlare di alcune problematiche. Stiamo affrontando la questione del latte, spaventa i consumatori, ma anche perché poi c'è tutta la filiera. La filiera del latte è abbastanza importante, abbastanza lunga e coinvolge tantissime tipologie di prodotti che sono derivati utilizzando, cioè che sono composti anche del latte, non da ultimo latticini e formaggi che costituiscono un fiore all'occhiello della nostra economia, no? Assolutamente, il latte che le nostre aziende producono per l'80% viene destinato alla trasformazione, per il 20% mentre al consumo, diciamo, fresco. E cosa si rischia a questo punto? Perché allora già un'azienda su 10 chiude, questo non è una buona notizia, anzi. E poi aumenta il costo del latte anche per i produttori di latticini? Certo, sicuramente. Il problema è appunto la giusta retribuzione durante i passaggi della filiera. Cioè l'aumento di valore aggiunto, di quello che si chiama valore aggiunto dalla produzione primaria fino ad arrivare al consumatore, dovrebbe essere correttamente redistribuito lungo tutta la filiera. Purtroppo questo non sta avvenendo, il settore agricolo sta soffrendo soprattutto per questo, perché come dicevo prima, se ai 3 euro dello scaffale vengono riconosciuti solo 0,58 centesimi, tutto il resto dove finisce? E questo è il tema principale che riguarda le nostre aziende agricole, che riguarda i nostri territori, che riguarda ovviamente i nostri produttori. Però Presidente, questa è una questione ormai secolare praticamente, perché se ne parla veramente da tanti anni. Com'è che voi non riuscite a venirne a capo? Voi che siete direttamente coinvolti e siete anche le vittime di questo sistema peraltro, perché il consumatore lo subisce finché può permettersi, perché poi alla fine arriveremo a consumare latte di soia, non lo so, perché è difficile che una famiglia possa comprare un litro di latte al giorno con quei prezzi là, perché adesso c'è un grande consumo di latte perché diciamo che il prezzo era rincarato di poco, no? Però voi com'è che non riuscite a intervenire in questa benedetta filiera e in queste speculazioni che ci sono? Perché siamo nel libero mercato, mi verrebbe da rispondere, cioè le nostre aziende continuano a produrre latte. Il latte è un bene deperibile, è necessario che venga in qualche modo piazzato, perché non è che alla mucca, alla vacca in mungitura puoi bloccare la produzione del latte. La produzione del latte continua quotidianamente, vengono munte 2 volte al giorno le vacche. Certo. Per cui quella produzione in qualche modo deve essere venduta. Allora la tematica di quanto viene prodotto, quanto viene assorbito e quanto viene riconosciuto è il tema principe rispetto a queste cose qua. Però mi permetta una cosa di puntualizzare, che comunque negli ultimi anni la nostra attività ha permesso anche di raggiungere un decreto a livello europeo che va contro le pratiche sleali nell'acquisto dei beni alle aziende agricole. Cioè l'impossibilità di ribassare, proprio per la diperibilità del bene, di ribassare il prezzo con l'andare del tempo, nel senso che è stato costume da parte di grandi gruppi quello di fissare un prezzo a contratto, attendere qualche giorno, da lì la necessità di vendere il bene e quindi di portarlo via a meno costo. Ecco, questa è una pratica sleale di mercato agli agricoltori, certo, un acquisto, ovviamente un prezzo d'acquisto inferiore rispetto a quello pattuito. Questa è una pratica sleale che viene contrastata a livello europeo, finalmente, diciamo noi, però l'applicazione di questa norma sta subendo estreme difficoltà dopo, perché andare a identificare correttamente la pratica sleale è un tema estremamente difficile anche per gli organi ispettivi. Quindi siamo proprio sul bordo, una situazione molto molto rischiosa. Potrebbe intaccare anche i consumi? Allora, dei latticini, dei derivati, immagino aumentare il prezzo dei formaggi, già del latte, vabbè, diventa... come lei sa, noi gestiamo diversi mercati nella provincia di Padova, certo, dei produttori che vendono direttamente ai consumatori finali. Ho avuto giusto oggi una chiacchierata con il presidente dell'associazione che mi poneva l'estrema difficoltà dell'ultima settimana, ultimi 10 giorni, delle persone ad acquistare il cibo direttamente dai produttori. Noi rispetto a questo tema e alle difficoltà anche delle persone, diciamo delle fasce sociali più deboli della nostra società, abbiamo anche iniziato delle iniziative
che abbiamo chiamato la spesa sospesa, che permette a Saonara nello specifico e da domenica anche a Piove di Sacco alle persone in difficoltà economica di poter usufruire di beni di prima necessità e di qualità delle nostre aziende agricole all'interno dei nostri mercati. Infatti, ma stavo pensando proprio questo, perché effettivamente quando si chiude un mercato, quando ci sono tanti prodotti che restano, che sono sì, un po' deperiti, vengono buttati via, però in realtà sarebbero ancora commestibili. Assolutamente, assolutamente, infatti proprio da questo nasce sia il ragionamento della spesa sospesa, per cui permettere alle persone di avere dei beni buoni e utilizzabili in cucina, ma anche le iniziative che noi facciamo nei mercati rionali che riguardano invece i bambini e le scuole sia primarie alimentare e secondarie, di educazione alimentare e soprattutto educazione al non sprecare il cibo, perché deriva da un lavoro importante che noi facciamo quotidianamente. Questa iniziativa è significativa, vede coinvolte più categorie di agricoltori? Assolutamente sì, e tra l'altro ci preme veramente molto questa iniziativa, perché ricordo che 1/3 di quello che viene acquistato come bene alimentare viene poi purtroppo gettato nella spazzatura perché scade o comunque diventa inadatto al consumo. È su questo che cerchiamo proprio di sensibilizzare la popolazione, perché visto veniamo da una pandemia, veniamo poi da una successiva crisi che ha impattato fortemente sulla nostra economia, è per noi importantissimo dare ai bambini anche nelle scuole un'indicazione forte su 2 principi cardine. Il primo è utilizzare il più possibile e consumare prodotti del territorio, perché garantiscono salubrità, una filiera a chilometri zero, comunque molto corta. E questo cosa vuol dire? Che non viene consumato, si parla tanto anche di CO2 al giorno d'oggi, non viene consumata CO2 per effettuare trasporti via aereo, via nave, via camion, via treno, c'è quindi un risparmio proprio per l'ambiente. E cosa forse più importante? Il fatto che appunto si cerca di focalizzarsi su quel terzo che viene normalmente sprecato e che invece secondo noi va valorizzato, rendendolo commestibile, utilizzandolo e quindi abbassando la spesa alimentare, perché alla fine se io vado a recuperare quel terzo che normalmente getterei nella spazzatura, sì, risparmio. E quindi c'è questo pacchetto, diciamo, di iniziative che secondo noi è veramente importantissimo. Ma questo è un progetto che è molto bello, tra l'altro, solo nel comune, come diceva il Presidente, di Saonara, oppure è un po' esteso in altri territori provinciali o addirittura regionali, perché sarebbe una cosa importantissima a livello generale, perché non è solo in un comune che avviene un certo tipo di, tra virgolette, spreco, o che ci sono certe esigenze, anche a volte nelle grandi città, le dici i bambini, giustamente, le famiglie, poi ci sono le persone anziane, i pensionati che hanno difficoltà. Sì. L'iniziativa, appunto, come diceva il Presidente, è partita sta partendo insomma in questi giorni da Piove di Sacco e Saonara. E in futuro non escludiamo di poterla espandere, proprio perché ci crediamo, come dicevo prima, molto, e quindi sarebbe bello espandere a livello provinciale o addirittura regionale, insomma, ecco. Quindi essere un po' capofila di un progetto che può portare anche dei risultati, anche secondo me di culturale ed educativo, tra l'altro, no? Sì, secondo noi è imprescindibile questo, proprio come ha detto lei, ci deve essere un'educazione a monte. Cioè proprio partire nel rispetto del territorio, perché anche il rispetto del territorio, sì, quello infatti, di non consumare in eccesso, non buttare nella spazzatura, che è diventato quasi una cosa banale doverlo fare. No, piange il cuore, a dire il vero piange il cuore. Però nella GDO purtroppo invece non potete intervenire in alcun modo, perché anche prodotti proprio dell'agricoltura deperibili al limite del deperimento tante volte no, fanno brutta fine. Buttati. Assolutamente. Sì, ci tenevo anche a sottolineare un'altra cosa. Noi abbiamo iniziato la parte educativa, è già da un paio d'anni che noi facciamo iniziative all'interno dei nostri mercati rionali. La parte della spesa sospesa, diciamo, questo contributo che vogliamo dare come agricoltori alle fasce più in difficoltà in questo periodo di crisi così diffusa, inizia sotto le feste ma non si concluderà durante le feste di Natale. Cercheremo di portarla avanti, ovviamente, perché
purtroppo i segnali che noi abbiamo rispetto alla parte di possibilità economica sono segnali non incoraggianti per il futuro. Noi infatti a questo ovviamente associamo anche la battaglia più prettamente sindacale, che vede nell'aumento delle pensioni minime uno dei capisaldi delle nostre battaglie politiche, insomma, perché quindi questo della rivalutazione delle pensioni, da un lato le pensioni minime si sono salvate. Sì, sono state aumentate in percentuale, aumentare in percentuale le pensioni non riteniamo che sia una cosa equa. Cioè, è chiaro che una persona che prende 500 euro al mese e ha un aumento del 10% sono 50 euro, una persona che prende, estremizzando, 5.000 euro al mese è un aumento di 500 euro, per cui è chiaro che secondo noi dovrebbero essere in questo momento più attenzionate soprattutto le pensioni minime, che non permettono neanche una vita dignitosa. La nostra richiesta è la stessa ormai da diverso tempo, che è quello di equiparare le nostre pensioni minime alle pensioni minime che sono presenti in Europa, per cui è 800 euro. Quanto? 800 euro. Ah, perché in Europa anche nel settore agricolo comunque sono sugli 800 euro la pensione minima, e noi crediamo che questo sia un minimo livello di dignità che bisogna dare a chi ha lavorato tutta la vita, ma anche a chi non è stato in possibilità di lavorare tutta la vita, però che è corretto che insomma in una società come la nostra abbia la possibilità di concludere insomma la propria vita il più lunga possibile, però con un livello dignitoso di sopravvivenza, compresa la possibilità di andare a acquistare prodotti del territorio. Infatti, no, quello infatti è fondamentale, anche perché un risparmio di spesa contribuisce anche in modo importante e significativo. E cioè, quindi voi riscontravate, voi che avete sempre i dati alla mano perché siete operativi proprio sul territorio, un calo di presenza nei mercati, quelli come dite voi diretti, insomma? Guardi, più che un calo di presenza, un calo di acquisti. Sì, quindi calo di acquisti. Cioè sì. È una situazione quindi magari c'è l'acquirente però prende meno. Però prende meno, esattamente. Cioè siamo arrivati che il risparmio prima era fatto qualche mese fa rispetto a beni tra virgolette superflui, il termometro diciamo dei nostri mercati ci indica invece che si sta cominciando anche a risparmiare sui prodotti alimentari. E questo è chiaro che sono segnali insomma, che andrebbero colti dagli amministratori, politici e quant'altro per cominciare a ragionare su dei sostegni efficaci alla popolazione, ma anche a noi produttori, cioè o da una parte o da un'altra. Insomma è necessario che comunque la nostra struttura economica e sociale sia salvaguardata e mantenuta. Infatti le associazioni di consumatori riscontrano un calo a 2 cifre dei consumi di frutta e verdura e anche pesce e carne, tra l'altro, a favore invece dei cosiddetti discount, dove c'è stato un incremento sempre a 2 cifre, quindi le persone si rivolgono a un consumo diverso di prodotto, meno qualità ovviamente, magari prodotti scatolati che possono costare di meno. Guardi che in prospettiva dopo non è detto che questo corrisponda a un risparmio in termini di società, perché dopo sappiamo anche che siamo quello che mangiamo, per cui più sano noi mangiamo, meno poi avremo problematiche di tipo anche sanitario e quant'altro, insomma, che andrebbero comunque ad incidere su quello che è la nostra economia sociale, ecco, in qualche modo. E quindi anche il discorso della salute pubblica, che è un altro aspetto importante di cui voi siete coinvolti, perché quando parliamo di educazione alimentare è una catena lunga, c'è anche educazione al mangiare bene, al star bene. I più piccoli, i più giovani che non avevano neanche contezza di quel che mangiavano, voi gli avete insegnato cosa vuol dire un prodotto raccolto tra virgolette dai campi oppure un prodotto genuino, quindi questa rientra nella filiera. Interruzione pubblicitaria brevissima, poi torniamo insieme e parliamo anche dei voucher in agricoltura.